io penso che l'amore è così grande anche l'odio verso quella persona che poi si è amata, specialmente quando si è poi rifiutati. Questa parola rifiutare comporta poi l'odio. Noi abbiamo avuto 6 mesi di minacce. Il primo mese ci sembrava una cosa così, insomma, non l'abbiamo presa sul serio, ma poi a lungo andare diventava sempre più violenta le frasi che diceva a telefono e anche il comportamento strano e avevamo fatto delle denunce, 3-4 denunce, ma purtroppo la cosa non è stata presa sul serio da parte dei. Purtroppo a quei tempi non c'era una legge vera e propria, è da poco tempo che stanno cambiando le leggi sulla minaccia e così la cosa precipitò. Speriamo che veramente l'auspicio è quello che questa violenza inutile possa scomparire e che veramente possa regnare sempre il rispetto dell'altro e il bene che si deve trasmettere, e questo è l'amore vero. Tutto il resto non è amore, è solo possesso, egoismo e poi naturalmente quando l'amore è guasto non è quello vero e allora poi si tramuta in violenza e in aggressività verso l'altro. Io penso che la riflessione e il rispetto devono essere due principi che devono portarci ad affrontare le problematiche che attualmente stanno nascendo nella nostra società, che sono purtroppo dei segnali che non vengono affrontati nel giusto modo e che poi vengono radicalizzati con conseguenze estreme come quelle che oggi stiamo avendo tra la violenza tra i giovani e i femminicidi che spesso succedono. Bisogna cercare di capire i problemi e studiare quando ci sono all'interno di una coppia dei segnali, perché devono essere recepiti e percepiti in tempo per evitare che quei segnali poi possano portare alla conseguenza estrema che è quello che succede giornalmente. Bisogna parlare, dialogare e quando ci sono delle cose nel rapporto di coppia che non vanno bisogna subito segnalarle.